Quanto bisogna lavorare ancora sull'identità del nostro prodotto e soprattutto considerando anche quelli che sono stati i suggerimenti arrivati dalla confraternita del Prosecco, il nome, la denominazione, adesso cosa bisogna far passare come messaggio? Ma io credo che il nome sia estremamente importante, qualsiasi prodotto deve avere un'identità chiara e un nome ben definito. Noi, come dire, recepiamo quello che è un passato, perché questa zona, le colline del Conegliano Valdobbiadene in passato era l'unica area dove si produceva il Prosecco, è diventata e conosciuta come l'area del Prosecco. Abbiamo un presente che deriva dalle scelte politiche condivise fatte nel 2009, che ha riconosciuto una denominazione nella regione del Veneto e del Friuli, che si chiama Prosecco DOC, ha attribuito l'aggettivo superiore alla zona storica, quindi noi dobbiamo, dal mio punto di vista, consolidare questo nome legato al territorio Conegliano Valdobbiadene e alla consapevolezza che il Prosecco è diventato superiore. Questo è un percorso soprattutto all'estero che deve essere consolidato, dobbiamo far capire le differenze tra Prosecco DOC e Prosecco superiore di OCG e l'obiettivo finale proprio per un pubblico che conosce la zona di produzione, arrivare a identificare questo prodotto attraverso il Conegliano Valdobbiadene. È un percorso, ci vuole tempo, non essendoci sufficienti risorse economiche per attuare delle politiche di promozione che potrebbero accelerare questo percorso, sul quale tutti i produttori sono chiamati a condividere questo percorso, ma non solo i produttori, anche i sommelier, anche i ristoratori, anche gli operatori qualificati del settore. Quando si propone un Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore, si deve chiamarlo con questo nome, proprio per far capire e spiegare che ci sono due realtà produttive, una realtà pianeggiante e una realtà collinare, e proprio per far conoscere la complessità di questo fenomeno, le differenze di questo fenomeno, non perché uno è più bravo e l'altro è meno bravo, ma perché sono prodotti differenti e noi dobbiamo giorno dopo giorno lavorare in questa direzione. Eventi climatici invece di questi ultimi mesi hanno condizionato alcune aree del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Ecco, ci indichi quali sono queste aree? Beh, il territorio che è stato interessato agli eventi energici della fine di aprile è stato incentrato nella zona nord e nord-ovest della denominazione. Vi ricordo però che le superfici interessate sono superfici assolutamente limitate. La fortuna di questo territorio è di potersi trovare in condizioni orografiche molto diverse tra loro, per cui gli eventi climatici, anche quelli non voluti, non graditi, si concentrano in particolari condizioni, in particolari aspetti. Con il dottor Mario Silipo, ecco, cerchiamo di parlare di quelle che sono le nuove modifiche del disciplinare che sono state adottate di recente. Allora, le modifiche più importanti sono quella dell'introduzione di una nuova tipologia, che è una tipologia sui lieviti con fermentazione direttamente in bottiglia, da attuare nel periodo dal 1 marzo al 30 di giugno dell'annata successiva a quella di raccolta delle uve. Questa è una tipologia che verrà poi presentata con una gradazione zuccherina Brut Nature, che è il livello più basso di contenuti di zuccheri all'interno del prodotto. Un'altra valorizzazione della denominazione è quella di avere cartografato in un modo preciso le indicazioni delle rive, lasciando questa menzione solamente a quei terreni che sono più difficili da coltivare, in quanto sono situati in territori molto pendenti, e quindi sono stati eliminati da questa possibilità tutti quei terreni che sono invece nella zona più pianeggiante della denominazione.